Mamma mia, quanta gente. Vedete appunto il rifugio Forcella Pordoi che si trova qui appena finita la salita. Qui c'è il sentiero della gente che scende dalla funivia e va a farsi il Piz Boe appunto partendo già da 2900 metri. Un po' di colonna. Guardate che macello di gente c'è oggi. Guardate quanta bella gente. Tanto ciao a tutti, siamo qui al Passo Pordoi, sono le 8:32, abbiamo trovato posto per miracolo. Qui dietro di me vedete Forcella Pordoi dove saremo tra un'oretta e poco più per andare a fare il mio primo 3000 da quando ho iniziato, cioè il mio primo 3000 in assoluto. Andremo a fare il Piz Boe 3152 metri che è il 3000 più semplice delle Dolomiti. Vedremo cosa ci aspetterà, sono un po' appunto in agitazione, più che altro perché è un traguardo che non ho mai percorso e vediamo cosa ne verrà fuori. Monumento a Fausto Coppi. Indicazioni 627. Questa bellissima escursione parte dai 2220 metri circa del Passo Pordoi fino ai 3150 metri della vetta, quindi sono 900 metri circa di dislivello. Guardate quanta gente su 3000 più facile delle Dolomiti. C'è un serpentone infinito che sale in Forcella. Si sale. Guardate le marmolada, che spettacolo. Guardate quanto già siamo saliti nel Pordoi. Adesso qui inizia la parte un po' più probante del percorso che ci accompagna verso il cuore della Forcella. 2600 e passa metri. Ossigenazione è ancora ottima, direi. Mamma mia, quanta gente. Ecco qua arrivati in rifugio, vedete i ragazzi qua in super forma. Sì dai, abbiamo portato a casa i primi 700 metri di dislivello. Ecco li vedete, il Boe capanna farsa alla sinistra del muro. Vedete appunto il rifugio Forcella Pordoi che si trova qui appena finita la salita. Qui c'è il sentiero della gente che scende dalla funivia e va a farsi il Piz Boe appunto partendo già da 2900 metri. Vedete che breve tratto da percorrere. Piz Boe che è la cima più alta del gruppo del Sella, un gruppo su cui non sono mai stato e di cui oggi farò già la cima più elevata. Allora qui i miei compagni propongono la via alternativa perché qui diciamo che è la via in assoluto più frequentata. Proviamo a vedere questa secondaria. Bel pezzo di sentiero attrezzato con la corda. Che panorama allucinante. Ecco qua capanna Fassa qui davanti a noi. A destra vedete il sentiero principale che fa il 75% delle persone. Ecco siamo giunti proprio alla base dell'ultima salita. Guardate che discreto numero di persone c'è qua che sale, soprattutto lì al tratto intermedio dove ci sono sassi un po' più da arrampicarsi. Si sale.
Dai, ormai saremo a 3000 metri, i miei primi. Un po' di colonna. Yeah. Tranino, ma piano piano arriveremo. Attenzione ragazzi, c'è qualche via alternativa alla salita principale in colonnata, ma fatela solo se vi sentite sicuri, perché è un po' da attenzionare, diciamo. C'è qualche tanto attrezzato, vedete. Comunque mal di quota non pervenuto, siamo venuti su pian pianino appunto per stare dietro la colonna, però ci è andati bene, dai. Qui voi ragazzi, bello qui, guardate, il sentierino, questa specie di cengia larga. Siamo giunti finalmente al grande momento. Da lì siamo al grande momento. Pizza Boy 3150. Tanta roba ragazzi. Primo 3000 per il sottoscritto. Bravo Jacopo. Bravo. Grazie Dali. Guardate quanta bella gente. Ecco, vedete, siamo in vetta, 3152 metri, primo 3000. Anche per Davide qua, prima volta al Pizza Boy. Prima volta, bello, un po' troppo gente. Purtroppo Sembra di stare all'Ikea la domenica d'inverno. tanta gente, non pensavo. D'altronde è 3000 metri più facile delle Dolomiti. Confini via Nissa. Sì, tra l'altro con la facilitazione. Sono le 12.27, 11.832 passi, una salita onesta, però gran bella montagna. Però le hanno le stesse birre. Guardate che macello di gente c'è oggi. Ultimi secondi qui in vetta, dopo ci appresteremo a ritornare. Adesso scenderemo per di qua, rifugio Boè, e dopo la lunga serpentina che ci porterà fino alla forcella Pordoi, da dove dopo ridiscenderemo per i ghiaioni. Attenzione qui per questo ghiaione, perché è abbastanza insidioso, vedi qualcuno scivola. C'è appunto l'attacco per aiutarsi, perché il sentiero è un po' dissestato. Rifugio Boè. Ecco qui ragazzi, ci siamo fermati qui in rifugio e in mio onore hanno proposto di bere una birretta per festeggiare il primo 3000, quindi ragazzi cincini. Comunque ragazzi cincini, dai. Cin. È il mio primo 3000. Grande! Ole. Viva, bravo! Vabbè, ma lì sì. Ma no,